La collaborazione di Olio San Giuliano Alghero, Equimbar Oliena, Uniposto Zieri di Letizia De Monte, Passeggiata a cavallo maneggia la Cinta San Teodoro. La prima corsa del secondo convegno a Villa Cidro impegnava il purosangue arabo di 4 anni oltre e ha visto il ritorno a successo dell'outsider Zafiro De Lottas. L'allievo di Stefano Miatini ha preso subito il comando delle operazioni, decisa a farsela davanti per sfruttare al meglio il pesetto, pedinato dai favoriti Zarino e Vulcano Balbo Norvesu. Il figlio di Gonare ha danzato sulla sabbia capitanese, viaggiando comodo nelle mani dell'allievo Giuseppe Cultraro, abile nell'aumentare il regime di giri gradualmente per scrollarsi di dosso l'ombra di Zarino. I 200 finali sono un vero e proprio duello, con Zarino che non molle, addirittura mette il muso davanti per poi pararsi e subire il rientro interno di Zafiro De Lottas, che nel finale, sospinto da Cultraro, ha le energie giuste per ripassare e conservare mezza lunghezza scarsa sul rivale, costretto ancora una volta alla terza piazza d'onore di fila. Il quadro è stato completato da Vulcano Balbo Norvesu e Zafiro di Chia. Per Zafiro De Lottas si tratta della vittoria numero 2 in carriera. A fine gara le parole del fantino siciliano Giuseppe Cultraro. Quinto, e allora devi girare. Giuseppe Cultraro, prima a Villa Cidro e sei andato subito a segno. Sì, subito a segno, diciamo, sul debutto a Villa Cidro, con un bel cavallo, partire brillante, mi sono trovato nei primi subito, e ho portato l'andatura fino in fondo e poi ho cercato di fare di più la retta. E in effetti abbiamo fatto 100. Gli ordini erano quelli di andare davanti, sfruttare il Gli ordini, pesetto? sì, gli ordini di andare davanti, se non c'era nessuno andavo io. E in effetti siamo andati noi e abbiamo fatto una bella prestazione. Sì, perché ti ha reagito dopo l'attacco di Zarino. Sì, mi ha reagito bene in fondo e di nuovo è riuscito. Ok, complimenti Giuseppe. Grazie mille. Per restare sempre aggiornati sul galoppo sardo e non solo, metti mi piace alla pagina Facebook ufficiale SponRiver.biz e iscrivetevi al canale YouTube SponRiver Biz Channel.